Buonasera a tutti e a tutti. L'altra sera un'amica dell'Istituto Gramsci, incontrata al film su Berlinguer, che vorrei consigliare a tutti perché è un film molto, molto bello, mi diceva, mi esprimeva la sua contentezza che l'Istituto Gramsci si possa occupare anche di questi temi, che non sono strettamente sociopolitici, ma sono largamente umani, e quindi io dicevo che ce ne occupiamo perché questo problema esiste. Solo delle cose che non esistono non si può dire nulla. Questo esiste e tra l'altro si è trovato pure una definizione che io trovo gentile e persino poetica, cioè famiglia arcobaleno. Famiglia arcobaleno è già una definizione molto bella, significativa, e se si è trovata la parola vuol dire che il fenomeno esiste. I fenomeni che non esistono non si trova la parola, ma quando vengono definiti concordemente in una visione così sociale, significa che il problema c'è, che quindi famiglia arcobaleno. Se ne discute, se ne discutiamo, se ne discute certamente in tutte le sedi possibili, anche se quest'ultima trovata del governo del reato universale è una cosa talmente sciocca, perché non si capisce chi è che ha il diritto di proclamare reato universale qualche cosa dicendo che per tutto il mondo lo deve considerare reato. C'è una di queste cose un po' astratte e un po' assolute, che è tipica di questo governo, che prende delle posizioni assolute, radicali, senza capire che la realtà è in verità molto più articolata, molto più varia. Quindi siamo contenti che si svolga questa manifestazione qui e io, che ne so poco, mi accingo ad ascoltarvi. Grazie. Grazie al nostro Presidente che ha espresso rapidamente quello che è l'esigenza dell'intero istituto e credo di chi comunque voglia fare politiche culturali aperte e sensate in questa nostra città, in questo nostro paese. Oggi ci troviamo per riflettere insieme su un libro che non è soltanto il terzo volume di un'autobiografia di una donna che ha attraversato dagli anni '80 ai giorni nostri un percorso di vita e politico particolarmente vivace da protagonista, ma ci troviamo perché vogliamo partecipare, fare partecipi di un atto politico. L'atto politico è questo, che se scorriamo, e il libro ci aiuta a farlo, la storia tracciata della sua esistenza, il terzo volume della sua autobiografia ci aiuta a farlo, se scorriamo gli avvenimenti politici, le iniziative legislative, alcune portate fino in fondo, altre distrutte nel proprio percorso, altre abbozzate, guastate come esito, se scorriamo questo periodo, che ormai sono più di 20 anni, di storia politica italiana, ci accorgiamo delle condizioni che hanno portato il nostro paese, ahimè ormai non solo il nostro paese, guardando i risultati americani c'è motivo di essere un poco ottimiste anche a livello intercontinentale, oltre alla tragedia delle guerre, insieme anzi alla tragedia delle guerre. Se scorriamo questi 20 anni, quello che ci esprime la vita di Giuseppina L'Adelfa è la coerenza di un atto politico, coerenza che secondo me ha delle parole chiave, che sono la verità, la trasparenza, la responsabilità, la cura, e tutte insieme fanno come se fossero termini che con un acronimo possono formare una sola parola, fanno la parola amore. Ora io sono aliena delle smielature di tutti i tipi, vi assicuro, ma quello che ho provato leggendo i 2 volumi della sua autobiografia, in particolare questo ultimo che oggi discutiamo con lei,
è proprio questo stupore, questa meraviglia, questa gioia dovuta alla capacità, alla volontà, alla determinazione di costruire nel proprio desiderio di avere una genitorialità sincera, vera, trasparente, non camuffata, una possibile indicazione di decostruzione o, diciamolo un po' al più all'antica e forse in modo più efficace, una vera e propria rivoluzione degli assetti e dei modelli autoritari, patriarcali, razzisti, omofobi, fondamentalisti di oppressione religiosa, che hanno connotato e continuano a connotare, che rilanciano ideologicamente, intanto con la pseudo-teoria dell'ideologia gender, ma non solo, la struttura portante dell'oppressione e della negazione del diritto ad avere diritti. Ora, il libro che ha di così straordinario? Di straordinario ha che tutto questo non è espresso in un saggio teorico, non ho nulla contro i saggi e la capacità di approfondimento teorico, ma non è espresso solo sul piano teorico, ma attraverso sentimenti, emozioni, sfide a se stesse, al proprio entourage, che ripropongono in continuazione la necessità di ridefinirsi, di cercare alleanze, di aggregare persone, sia donne lesbiche che uomini gay, che tutto quello che vogliamo, sentiamo necessario per i diritti appunto di tutte, di tutti e di tutte. E in questo percorso grandissime delusioni, perché Giuseppina parla anche degli strappi, delle lacerazioni, ci racconta di figure che sono state per lei significative e importanti al suo fianco e che poi hanno interpretato invece, tu usi un'espressione in una parte del libro che mi ha colpito molto, hanno messo picchie di ferro sulle loro lance. Io ho sentito in questo, anche se tu non ti soffermi molto in su questo aspetto, ma hai individuato il sentimento che hai provato quando ti sei stata, non dico tradita, ma è capitato a tante di noi di non incontrarsi più con compagni e compagni di strada e di sentire quindi questa lacerazione ancora più potentemente negazione della propria possibilità di dialogo. Quando si chiude, quando si nega, quando si lanciano anatemi, quando lo stigma è l'assunzione di una verità assoluta e a prioristica, si impone con quella che la Butler definisce sadismo morale, e di sadismo morale ne abbiamo sentito e avvertito tanto, soprattutto in questo ultimo periodo. Ecco che restare umane diventa ancora più faticoso. E allora in questo libro c'è tantissima allegria, è pieno di piccini, di giochi, incontri, mangiate, scoperte, è pieno di lingue straniere, perché non solo il suo percorso è legato appunto a questa sua doppia nazionalità, ma è anche una continua verifica, un continuo incontro, un continuo confronto, un mettere a frutto esperienze non soltanto italiane, che ha arricchito moltissimo una storia che fra poco, febbraio 25, marzo, certo marzo doveva essere per forza, compie 20 anni, la storia dell'Associazione Famiglie Arcobaleno. Fosse solo questo il contributo, il regalo che fa Giuseppina ricostruendo queste vicende, già sarebbe estremamente significativa, avremmo già noi nel nostro bello scaffale di una biblioteca, centro di documentazione, archivio, eccetera, eccetera, che è l'Istituto Gramsci, un posto d'onore. Ma è anche la storia
dell'associazione, come si è sviluppata, come ha sperimentato, come ha incontrato, dicevo anche con i suoi abbandoni ma col suo arricchimento. Dentro questo percorso e insieme non solo possiamo conoscere e riflettere sulle vicende profondamente negative di questi 20 anni di storia politica italiana, vogliamo dire l'obbrobrio della legge 40, il fallimento del referendum abrogativo, la legge Cirinnama, la cancellazione del famoso articolo 5, no? Con le adozioni e la cogenitorialità riconosciuta. Vogliamo parlare del DDL Zan, ce lo vogliamo anche ricordare, vogliamo dire delle circolari dei ministri degli interni, da il nostro Angelino Alfano all'attuale Piantedosi, che proibiscono le trascrizioni anagrafiche dei nati da coppie omogenitoriali. Vogliamo infine, ci spetta Giuseppina, siamo a Palermo, la nostra concittadina, lei ci combatte come diciamo noi, ci ha combattuto ormai appunto, che è la legge Varchi. Sulla legge Varchi ciascuno di noi è, penso, giorno 27 siamo stati in piazza, a Piazza Castelnuovo, proprio sbigottite ma anche arrabbiate, ma anche, come dire, si sono superati. Se ci fosse una scala, un termometro, siamo già a temperature incredibili, perché con questo disegno di legge passato, appunto, è diventato legge, questo obbrobrio del reato universale non è altro che l'ennesima volontà non solo di imporre uno stigma, ma di lanciare un messaggio di intimidazione, di ricatto e cancellare ciò che è incancellabile. Ed è anche questo l'altro, secondo me, Giuseppina, filo conduttore dei tuoi libri, in particolare di questo. La verità, la trasparenza, la essenza, passatemi questo termine un po' forse improprio, del desiderio di diventare genitori. Pagina per pagina, capitolo per capitolo, il senso della storia ci racconta Giuseppina, che è sua e delle famiglie Arcobaleno, è che essere genitori è costruito, costituito, espresso, motivato dal desiderio di esserlo. E intorno a questo desiderio matura il concetto, appunto, che dicevo prima, di trasparenza, verità, cura, responsabilità. Ma ci pensiamo, io ci ho riflettuto grazie a te, che quello che si nega ai bambini e alle bambine di coppie omogenitoriali è avere diritto all'assunzione di responsabilità di entrambi i genitori. Cioè si toglie, in nome dei diritti, della tutela del bambino ideale, quello di papà Salvini e madre Giorgia, si toglie a questo bambino ideale la necessità di aver riconosciuto quanto è nella realtà dato, cioè che è amato, è stato desiderato, è amato, è accudito, è circondato, è abbracciato da entrambe. Ma non solo, perché io che ho ormai l'età e il desiderio di diventare nonna, penso anche al contesto familiare, penso appunto alle tante potenziali nonne e nonni arcobaleno, cugini, cognati, fratelli, zii, che nella negazione anche dell'adozione per il proprio non c'è la filiazione. Cioè, la mancanza di filiazione significa, dal punto di vista anche materiale, che è sempre un argomento estremamente valido e concreto e sensato, la negazione di tutti i diritti ereditari, di protezione, che
ci siamo trovati, solo perché la cicogna si è comportata in un certo modo, ad avere per nascita. E qui torniamo a categorie come sangue, come nascita, come biologia, che sono categorie, professoressa Fiume, storiche, vero? Sono costrutti sociali, e questo spacciare la natura come un assoluto, come appunto una concezione essenzialistica che viene attribuita alla funzione del materno, agito o no, ma ci ha portato anche questo a grandi delusioni e disillusioni di alcune delle mie sicuramente, per la mia generazione, teoriche più interessanti, di area milanese, veronese e dintorni. Detto questo, io farei parlare immediatamente Giuseppina e vi inviterei davvero a ingolosirvi della lettura di questo libro, ma ora lei dirà di sé, poi interverranno Mariangela, Vera, Giuseppe e quindi il pubblico, la pubblica, e farei di nuovo concludere Giuseppina. Se riusciamo a mantenerci in tempi sensati, possiamo ricavare molto da questo nostro incontro. Vi ringrazio Giuseppina, ringrazio già anticipatamente tutte, tutti e tutte. Prego Giuseppina. Grazie Piera e grazie a voi che siete venuti stasera. Io partirò da un'espressione che ha usato il presidente dell'Istituto Gramsci, cioè diceva forse questo istituto non dovrebbe occuparsi di questo perché non è un tema sociopolitico. Invece io penso che sia un tema molto sociopolitico e dunque sono molto felice che se ne parli qui stasera e se ne dovrebbe parlare un po' ovunque, perché l'altra parola che ha detto Piera, rivoluzione, collegata a quella di prima, cioè quello che cerco di farvi capire è che Famiglia Arcobaleno ha portato una rivoluzione sociale e politica. Tanto è che sono 20 anni che si parla di Famiglia Arcobaleno e che sono 20 anni che se ne parla per in qualche modo distruggerla, bloccarla, annientarla. Ora niente di quello che è stato fatto potrà riuscire a farlo, e nemmeno la legge Varchi, perché appunto la forza del desiderio è potente, e ormai che siamo riusciti ad aprire questa porta, cioè a dire che le persone omosessuali, transessuali hanno non solo il diritto, ma hanno la capacità ad essere genitori come gli altri, né più né meno, non si chiuderà più quella porta, malgrado tutti i blocchi che possono tentare di metterci. Non so, io partirei dall'inizio proprio per dire come siamo arrivati oggi nel 2024 ad avere un'associazione nazionale che forse è la più grande a livello di attivisti, perché ogni socio di Famiglia Arcobaleno è un attivista, e il lavoro che abbiamo fatto questi ultimi 20 anni lo dimostra, credo, tutti i giorni. Cioè mai così tanto si è parlato di omosessualità da quando Famiglia Arcobaleno ha detto noi gay, noi lesbiche, noi persone trans desideriamo avere dei figli, è un desiderio umano prima di essere un desiderio di persone eterosessuali, è un desiderio di pancia profondo che abbiamo soffocato per secoli, e che per fortuna adesso i tempi sono maturi, e difatti sono maturi, perché voglio ricordarvi che in tutta Europa l'omogenitorialità è tutelata, protetta. Cioè l'unico paese dell'Europa, del mondo occidentale, che continua a fare blocco e barraggio è l'Italia. Non ce n'è un altro. Dunque facciamoci qualche domanda a questo proposito. Il primo libro che ho scritto si chiama Peccato che non avremo mai figli, e questo titolo è molto emblematico perché l'ho detto alla mia compagna di allora, la madre dei miei figli, insieme a me, proprio il giorno in cui io ho scoperto che mi ero innamorata di lei. Dunque
il giorno in cui ho preso coscienza di essere lesbica. E lo stesso giorno, mentre accettavo la mia omosessualità, rinunciavo alla maternità. Perché a quel tempo, vi parlo dell'82, era inconcepibile poter realizzare quello che poi ho realizzato 20 anni dopo. E dunque ho messo del tempo a capire che questa rinuncia mi era imposta, non da me, ma da tutto il contesto sociale. Cioè praticamente i gay e le lesbiche erano sterili per definizione. E dunque anch'io avevo introiettato questo concetto: sono lesbica, devo rinunciare a essere madre, mentre per me in tutte le mie nel tutto il mio immaginario di bambina e di adolescente non riuscivo a immaginare la mia vita senza dei figli, cioè era la cosa che più desideravo fin da subito. Anche io sono nata pure da una famiglia siciliana dove la famiglia, i figli sono al centro del mondo in qualche modo, dunque per me era l'obiettivo naturale. Però avendo scoperto di essere lesbica ho rinunciato a questa maternità ed è stato doloroso ovviamente rinunciare a questo sogno. E per poter vivere con questa rinuncia ho finito per, come dire, per dirmi: ma sai, dopo tutto io questi figli non li voglio, perché sapete, quando uno non può avere qualcosa è meglio dire non lo voglio, è più facile da vivere. E nel primo libro, che appunto percorre 20 anni di vita, racconto quello che è stato necessario per arrivare 20 anni dopo a dire e a capire finalmente che non era così, che io non ero sterile, che io potevo avere dei figli come qualunque altra donna e che questa sterilità mi era stata imposta da tutto un contesto e che per fortuna alla fine degli anni 90 qualcosa si stava smuovendo intorno a noi. Per esempio si parlava sempre di più di procreazione medicalmente assistita, che era un tema che fino allora era un po' occultato. Si facevano i figli con la PMA, ma di nascosto, senza parlarne, nessuno lo sapeva, nemmeno i figli che nascevano dal dono. E invece alla fine degli anni 90 ricordo che c'era un dibattito molto potente su quell'argomento e in particolare mi fece una grandissima impressione una ragazza inglese, lesbica, che fece causa al suo governo perché non poteva, perché non poteva accedere alle tecniche di procreazione assistite come potevano invece farlo le altre donne. Vinse la causa e poté accedere alle PMA e avere un figlio. E questa mi fece una grandissima impressione, dice che coraggio che ha avuto di mettersi lei da sola contro uno Stato per un diritto legittimo e mi diede una grande forza per riconoscere in me questo desiderio, per farlo risorgere da dove era sepolto in fondo e potermi attivare con la mia compagna per accedere appunto alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Sì, ci sono voluti 20 anni. Grazie a tutti questi dibattiti ce n'era anche un altro molto importante all'epoca, era un dibattito sull'adozione. Anche lì fino a quegli anni l'adozione era vista come una specie di filiazione di seconda scelta. Sì, allora siccome non posso avere figli, vediamo se riesco con l'adozione, ma c'era molta negatività, cioè, e invece a quei tempi cominciava a sorgere un nuovo concetto che era quello della responsabilità e l'adozione diventava, nei dibattiti pubblici che sentivo, un atto non solo di amore reciproco, cioè io ti do dei genitori e tu mi dai la possibilità di essere genitore, è uno scambio magnifico, io ti do e tu mi dai. Mentre prima l'adozione era vista come, ok, ti faccio uccidere dall'orfanotrofio e mi devi essere in qualche modo grato per quello che ti do, senza mettere in avanti anche quel dono immenso che faceva il bambino
permettendoti di diventare, di metterti in gioco come genitore in qualche modo. E tutti questi dibattiti insieme, anche sulla gestazione per altri, alla fine degli anni 90 in Francia c'era un dibattito estremamente ricco su quel tema. Perciò io sono cresciuta con l'idea che la gestazione per altri era un gesto di immenso amore. Non l'ho mai visto come uno sfruttamento, anche se c'è anche questa parte ovviamente. Però ricordo queste storie di donne che erano nate in grandissima quantità senza utero, per via di un medicinale distribuito molto facilmente a delle donne che avevano difficoltà a mantenere il bimbo una volta concepito. E dunque per evitare un aborto si è dato questo medicinale che in effetti permettevano che la gravidanza andasse avanti, i bambini nascevano. L'unico problema è che tutte le bambine sono nate senza utero. Dunque c'è stato, quando si è preso conoscenza del rapporto tra il medicinale e questo fatto, un grande dibattito pubblico anche sulla gestazione per altri, perché queste donne adulte avevano desiderio di diventare madri a loro volta e erano incapaci di farle. E lì c'erano storie bellissime dove le nonne portavano in grembo i figli della figlia. Dunque una gestazione per altri dettata anche dal senso di colpa della madre che aveva in qualche modo messo al mondo una figlia senza utero. E dunque io sono sempre cresciuta con questa idea che la gestazione per altri era un immenso dono. E, finalmente all'inizio degli anni 2000, poi c'è un'altra cosa che ci ha aiutato tantissimo, è l'avvento di internet, che per noi è stato come dire un accesso all'incontro con gli altri, con le altre, che è stato incredibile e che ha permesso oggi, 25 anni dopo, di avere così tanti gruppi, associazioni, visibilità, incontri, e chi dice incontro dice forza. Ovviamente credo che da sola nessuno di noi l'avrebbe fatto, cioè nessuno di noi avrebbe avuto il coraggio di fare quello che abbiamo fatto insieme. E l'abbiamo potuto fare insieme grazie a internet, che ci ha permesso con un solo click di contattare in un attimo centinaia di altre donne, di cui alcune con lo stesso desiderio, e abbiamo potuto creare delle connessioni molto forti. Il secondo libro che trovate anche lì si chiama Tutto quello che ci è voluto, perché ovviamente non è stata una passeggiata. Già ci sono voluti appunto 20 anni per dire ho il diritto a essere madre, e poi ci sono voluti altri anni per riuscire a diventare madre, perché poi si sono posti tutta una serie di problemi e di domande, una delle quali, la più importante, è per quanto ci riguarda noi donne, è il posto del padre. Cioè, la domanda che mi sono fatta con la mia compagna di allora: abbiamo il diritto di privare un bambino della presenza di un padre? Perché ovviamente anche noi siamo cresciuti nel mito della famiglia tradizionale, con delle presenze di padri molto forti, molto possenti in qualche modo. E ovviamente qui anche lì c'è stata tutta una riflessione molto approfondita, anche con la conoscenza e l'incontro con altre donne che hanno avuto dei figli prima di noi, in particolare in altri paesi, perché mi sono molto nutrita delle esperienze di altri paesi, in particolare da un'associazione francese che si chiama la PGL, e che ci è stato di grandissimo aiuto anche per la costruzione di Famiglia Arcobaleno dopo. E a un certo punto mi sono chiesta: ma che cos'è un padre? E che cos'è una madre? Cioè che cosa una madre non può fare che fa un padre e viceversa? E lì mi sono resa conto che i nostri comportamenti sono ovviamente dettati dal costrutto sociale,
Cioè noi non diventiamo padri, cioè non nasciamo né padri né madri, siamo i padri e le madri che la società vuole che noi siamo. E quando mi sono data la risposta che io potevo fare quello che faceva mio padre per noi e che i padri potevano fare esattamente quello che fanno le madri per noi, allora a questo punto tutti i miei quesiti sono spariti. Io ho detto quello che noi dobbiamo dare appunto ai nostri figli è la verità e la trasparenza. E ci siamo messi in viaggio per concepire il nostro figlio. Anche lì poi c'è stato un grande ostacolo che è il corpo, perché una volta che la testa ha deciso, il corpo deve fare il suo. Io sono arrivata, ho partorito mia figlia, avevo 40 anni, adesso ne ha quasi 22 e ovviamente non è stato facile, lo sappiamo tutte le donne, se decidiamo di avere un figlio a 39 anni è un po' complicato. Dunque lì ci sono stati molto dolore e molta determinazione. Cioè per concepire mia figlia siamo stati 17 volte in Belgio, avevamo quasi l'abbonamento con la compagnia aerea che manco a far la posta si chiamava Virgin Express, che ci faceva morire ogni volta che lo prendevamo. Ad ogni modo, dopo quasi 2 anni e 17 viaggi, finalmente sono tornata con una piccola virgola nella pancia, che poi sarebbe diventata Lisa Marie, mia figlia grande. E a questo punto comincia Famiglie, questo terzo volume che inizia il giorno della sua nascita, il 4 aprile del 2003, sì. E noi avevamo già deciso che questa bambina doveva essere cresciuta nella verità e nella trasparenza della sua storia, perché anche nel confronto con gli altri, in particolare con le donne californiane che avevano 20 anni erano, come dire, in anticipo di 20 anni in confronto a noi, e anche con le donne olandesi, era chiaro che era l'unico modo, non ce n'erano altri. Se volevamo che i nostri figli vivessero felici, sereni, con le difficoltà ovviamente che hanno incontrato, però tutto sommato era l'unica via. Dunque la parola chiave di Famiglia Arcobaleno, lo sanno tutti i soci, è visibilità. Cioè l'unica cosa che non dovevamo fare è nascondere come sono stati concepiti i nostri figli e nascondere la verità della loro famiglia, che i loro genitori erano 2 donne, 2 uomini in relazioni omoaffettiva, ed è stato, devo dire, la carta vincente, perché davanti alla realtà, alla carne viva, come diceva Pierra, cioè alla fine gli imbarazzi si sciolgono. All'inizio io ogni volta che raccontavo la mia storia alle persone, io arrossivo, cioè, mi ricordo diventavo rossa, avevo caldo, cioè ero in imbarazzo e anche la gente di fronte a me era in imbarazzo, perché non erano abituati a sentire discorsi in modo così chiari. Vi parlo di 25 anni fa. Ancora oggi c'è imbarazzo, figuratevi 25 anni fa, quando non esistevano ancora Famiglie Arcobaleno, non c'era niente, eravamo da sole. E io ricordo che quando avevo il pancione ho detto bisogna che... Io vivo in un piccolo paesino di 2000 abitanti in Irpigna, tra Avellino e Salerno, e tutti quanti mi dicevano ma come fai a vivere lì in questo paesino con la mentalità chiusa eccetera, dovresti andare a vivere a Napoli, a Salerno, insomma la città più grande. Io ho detto no, secondo me va bene qua, l'importante è essere trasparente, ci voglio provare. E ricordo quando ero incinta con questo pancione tanto, una mattina dico il paese lo deve sapere. Come faccio? Allora ho pensato, mo vado da Giuseppina la tabaccaia, perché Giuseppina la tabaccaia era famosa per non si teneva un ciccio in bocca, come si dice. Dico, se lo dico a lei domani lo sa tutto il paese, abbiamo risolto.
E dunque vado da lei una mattina, che non uscivo da tempo perché la gravidanza era stata difficile, dovevo stare a casa. Finalmente quando potevo uscire vado da lei e lei mi vede: ma che bello, magnifico, sono contenta, ma chi è il papà? Certo, allora dico: ecco, il papà non c'è, ci sono due mamme. E dico: ti ricordi Raffaella, la mia compagna? Sì, ecco, noi due abbiamo deciso di fare questo bambino insieme. Ma come avete fatto? Siamo andati in Belgio con la procreazione medicalmente assistita, eccetera eccetera. Ma che bella storia, eccetera eccetera. Io ho detto: io te lo racconto perché non voglio che domani nessuno chieda a mia figlia dove è tuo padre, ok? Non voglio che lei sia mai in imbarazzo per scelte che abbiamo fatto noi adulti. Perciò la verità e la trasparenza era l'unico modo perché lei potesse vivere felice in mezzo agli altri. Devo dire, è andata tutto bene. L'ostacolo più grande è stato... veramente di ostacoli ce ne sono stati. Allora, vi racconto le principali difficoltà di questa visibilità. Prima con i miei genitori. Allora, ovviamente i miei genitori, li avevo partorito una nipotina, erano felicissimi. E su questo, anche se fino al parto mia madre, che era una donna all'antica, faceva fatica ovviamente ad accogliere questa novità. Non tanto per il bambino che sarebbe nato, ma il suo problema era: come lo dico agli altri? E difatti il titolo Famiglia, il sottotitolo è: e se a qualcuno non piace fa lo stesso. Perché? Perché quando è nata mia figlia, io ho partorito a Avellino, mia madre stava ancora in Francia. Io quando è nato la telefono, dico: ecco, è nata Lisa, tutto a posto. Lei subito ha preso il telefono, ha chiamato tutti i parenti. Ha detto: meglio che lo faccio subito così. E poi mia sorella, che era presente, mi ha raccontato il dialogo e ha detto: mamma ha chiamato tutti e ha detto che aveva una 10ª nipotina. I miei zii: ma come? Non sapevo che Filippa, mia sorella, aspettava un altro bimbo. No, non è Filippa, è Giuseppina. Ma come Giuseppina? E come ha fatto? L'ha adottato? No, l'ha fatto proprio lei, con le tecniche che sanno loro. Comunque, se a qualcuno non piace fa lo stesso. Allora io ho voluto ricordarla e onorarla mettendo questo nel sottotitolo del libro. Però la difficoltà che ho avuto con i miei genitori non è accogliere la bimba, è accettare che la mia compagna fosse l'altra madre di mia figlia. E lì è stato un gran lavoro, un enorme lavoro. E ricordo in particolare una scena dove stavamo da lei, io avevo Lisa in braccio, ero stanca, a un certo punto la prendo, la do alla mia compagna e gli dico: vai da mamma. E mia madre: vabbè, mamma, per dire. E io mi sono arrabbiata. Ho detto: ma come mamma, per dire? Cioè, senza di lei Lisa non sarebbe nata. E se lei fosse stato un uomo sterile e insieme avessimo fatto sto figlio con la PMA, tu non avresti mai detto papà, per dire. Ed è stato un lavoraccio perché lei capisse che l'altra era veramente la madre di mia figlia, come io sono la madre di mio figlio, che la mia ex compagna ha partorito 10 anni dopo. E ovviamente capisco la difficoltà, però poi è la vita che ci ha dato ragione, perché vedendo la bambina così tanto legata a Raffaella e reciprocamente, era evidente che loro erano mamma e figlia, esattamente come io e mio figlio siamo mamma e figlio. Questa è stata una difficoltà che abbiamo superato col tempo. L'altra difficoltà, forse era ancora più difficile, era far accettare agli altri nonni che quella bimba che io avevo partorito era la loro nipotina. E anche lì ci è voluto tempo, anche perché non avevamo niente a sostegno all'epoca, né il cognome, né il sangue, né l'adozione, non avevamo nulla. E io capisco questi nonni che sono nonni perché in qualche modo l'abbiamo deciso, ma che non c'è niente.
per garantire questa nonnità per sempre. Cioè, dice sì, tu dici che quella è mia nipote, ma se vi separate domani e se la porta via, io tutto l'affetto, tutto l'amore che sto dando a questa bambina, cioè, dove vanno? Cioè, come posso investirmi in questo amore, in questa relazione, senza niente che mi dia una garanzia che questo amore rimarrà? E anche questo lo posso capire. Perciò quando ci dicono ma che cosa volete voi alla fine? Cioè, i figli li avete? E non riescono a capire com'è importante per i nostri figli essere inseriti in un contesto familiare che è stabile, sicuro e per sempre. Cioè noi non possiamo avere dei genitori che oggi ci sono e domani chissà, o dei nonni che oggi ci sono e domani chissà come gira la vita. Ora lo sappiamo purtroppo, qua nessuno è perfetto, né noi come famiglie, né come coppie, né come persone. Dunque ci separiamo, a volte in male modo, e se non abbiamo la legge per darci garanzia che questi figli sono effettivamente inseriti in un contesto sicuro, stabile, e qualunque cosa accade tra i genitori, loro possono contare comunque su tutte e due, possono contare comunque sui nonni, sulle zie, cugini. Dunque questa è la nostra battaglia principale. Non è che vogliamo ad ogni costo inserirci. Vedete, noi vogliamo il matrimonio per tutti. Vogliamo il riconoscimento dei nostri figli alla nascita. Ma non perché abbiamo dei desideri folli o delle pretese. È semplicemente per tutelare i nostri bambini, che è la nostra prima priorità e responsabilità, ovviamente. E la terza, torniamo alla terza difficoltà, è la scuola. Questa è stata la parte più difficile forse di tutti, perché finché sei in un contesto familiare, di amici, le cose vanno. Arrivate alla scuola, non sono gli altri bambini i problemi, anzi, con gli altri bambini è sempre andato benissimo. E tutto quello che c'è intorno, i genitori in particolare degli altri bambini che vogliono proteggere, pensano di proteggere i loro figli allontanandoli da queste situazioni per loro, tra virgolette, anormali. E poi gli insegnanti che anche quando hanno, come dire, che sono insegnanti accoglienti, aperti, subiscono una tale pressione, questi poveri insegnanti, da parte degli altri genitori, ma anche da parte dalle istituzioni, che impedisce di trattare questi temi all'interno della scuola, allora ci possono porre dei problemi. Noi per fortuna abbiamo fatto una scelta strategica, nel senso che abitando in un paesino dove c'è scuola materna, scuola elementare e scuole medie, i nostri figli hanno fatto tutte le scuole da 2 anni fino a 14, 13, 14, nello stesso paese con gli stessi bambini e ragazzi. Dunque si sono conosciuti a 2 anni e ancora vanno a scuola insieme. Dunque hanno creato dei legami molto belli, forti, duraturi con gli altri bambini e per conseguenza con le famiglie, che anche se all'inizio ci guardavano un po' sospettosi, alla fine anche loro si sono resi conto che prima di essere lesbiche, prima di essere una coppia omosessuali, eravamo delle madri preoccupate per il benessere dei propri figli, punto. E questo ha fatto cadere tanti muri. Ecco, magari mi fermo qua per... Vogliamo dare il nostro benvenuto a Chiara Lalli dell'associazione Luca Coscioni. Abbiamo questo collegamento da remoto, l'abbiamo chiesto gentilmente, anche se con delle difficoltà di tempi lo stiamo realizzando, perché voi sapete che è stato elaborato un disegno di legge per la gestazione per altri altruistica e solidale da parte dell'associazione Luca Coscioni, ma soprattutto Chiara Lalli è anche
si occupa dal punto di vista bioetico, filosofico e giornalistico di sviluppare una sensibilità intorno a questi temi non superficiale. Quindi ancora grazie di partecipare, anche se in questo modo, ma è sempre significativo, al nostro incontro. Qui c'è Giuseppina che sta comunicandoci le sue esperienze, così come brillantemente le ha raccontate nel libro. Se vuoi intervenire adesso, noi saremmo molto felici. Buonasera a tutti, spero che mi sentiate bene. Sono riuscita ad ascoltarvi, ad ascoltare Giuseppina e mi fa una impressione sentire qualche grande risate, perché me la ricordo piccolissima. E quindi insomma è bello, è stato molto bello riascoltarti, Giuseppina, perché quando racconti hai la capacità di rendere tutto assolutamente facile, no? Anche quando racconti delle difficoltà e di come insomma sembrano e sono assurde. Il punto fondamentale che ricordavate è quello dei doveri, no? Delle garanzie. Cioè, immaginate che tipo di paura può avere un genitore o anche un nonno rispetto a un'incertezza di diritti, di garanzie, appunto. E oggi purtroppo, da una parte, mentre ascoltavo Giuseppina, mi veniva così un po' di ottimismo perché rispetto a molti anni fa sono cambiate tante cose, no? Anche nella percezione, nel lavoro fatto da associazioni come appunto Famiglia Arcobaleno, nel raccontare l'assoluta, mi viene a dire normalità, non è la parola che mi piace di più, però insomma le famiglie sono fatte in tanti modi diversi, no? Non c'è nessuna garanzia rispetto a una struttura, cioè sappiamo benissimo quanto le famiglie composte da un padre e una madre, le cosiddette famiglie tradizionali, non siano garanzia di nulla, e poi basterebbe essere un po' curiosi e osservare il mondo per rendersi conto che sono tanti modi di essere famiglia, no? Quindi tante famiglie, tanti modelli familiari allargate, ricomposte, insomma, tanti modi, no? E il punto fondamentale è che dovrebbero avere, tutte quelle famiglie dovrebbero avere gli stessi diritti, e invece purtroppo non è ancora così. Appunto, sapete che da qualche giorno, dal 16 ottobre, la legge Varchi, la proposta di legge Varchi è diventata una legge, che quindi quello che significa, non sappiamo ancora bene come sarà applicata questa legge, ma quello che significa è che la maternità surrogata o gravidanza per altri, che era già vietata in Italia da 20 anni, la legge 40, quella sulle tecniche riproduttive, quella orribile legge che in gran parte è stata smontata, ma ancora ha delle parti ingiuste, discriminatorie, penso all'accesso soltanto per le coppie, non per le persone singole, per le coppie costituite da un uomo e da una donna, e non per le persone singole, e non per le persone dello stesso sesso, ecco, coppie, scusate, dello stesso sesso. Beh, insomma, ci sono ancora tante cose che non vanno. Tra queste c'era il divieto di gravidanza per altri, che adesso è diventato addirittura cosiddetto reato universale, quello che vuol dire che se io, cittadina italiana, se prima il limite era in Italia, quindi io non potevo accedere alla gravidanza per altri qui in Italia, adesso l'idea di questa legge è che io, anche se vado in un paese, in uno dei tanti paesi in cui questa condotta, questa scelta, questa tecnica riproduttiva è legale, sarei, adesso appunto vediamo come, perseguibile anche qui. Questo è proprio un po' strambo, perché sapete che per essere puniti per aver fatto, è proprio una cosa strana da spiegare, nel senso, innanzitutto è difficile dal punto di vista della procedura capire come per esempio la procura italiana possa chiedere la collaborazione a un paese, immaginate il Canada, in cui la gravidanza per altri è legale. Quindi immaginiamo che la procura chiami il Canada per chiedere una collaborazione per trovare delle prove a mio carico, ma il Canada non può che rispondere: ma qui questa cosa che ha fatto Chiara o Maria o chi vi pare è legale, quindi come immaginiamo questa collaborazione? Ma insomma, il punto fondamentale, forse perché ci può aiutare a chiarirci un po' e anche a provare a suggerire un dibattito un po' più razionale, è: ma voi che idea avete? Siete convinti che sia giusto vietare? Forse noi qui siamo tutti abbastanza d'accordo, però lo sforzo che possiamo chiedere di fare alle altre persone è di
provare veramente a ragionare. Io ho provato in questa serie audio che ho fatto a raccogliere, sono tanti anni che lavoro su questi argomenti, a raccogliere le principali obiezioni che immagino avete ascoltato tutti, perché sono sempre quelle, no? Le solite, del contro natura, dell'egoismo, della mercificazione intrinseca, del fatto che i bambini non si comprano, l'invito ad adottare. Credo che Giuseppina se lo ricorderà, insomma, succedeva anche durante il dibattito su altre tecniche. L'invito ad adottare è forse uno degli inviti più fuori luogo in questo contesto, perché l'adozione è veramente un'altra cosa, no? Mi sembra anche poco rispettoso questo invito rispetto alla difficoltà di quel processo adottivo, e veramente è proprio un'altra scelta, non è un'alternativa, è una falsa alternativa, no? Come una falsa alternativa quando si dice ma che volete, avete le adozioni in casi particolari. Ecco, non è un'alternativa neanche quella, è una mezza soluzione, perché non abbiamo quella più giusta, cioè di uguali diritti, di trascrizioni automatiche e di equiparazione di tutti i figli nati. Se vi ricordate, fino a pochissimi anni fa c'era ancora una differenza tra i nati all'interno del matrimonio e quelli fuori, i cosiddetti figli naturali, gli illegittimi bastardi. Ecco, com'è possibile immaginare che stiamo proteggendo i bambini non dando loro gli stessi diritti? È veramente assurdo, no? Se riusciamo a fare bene le domande, le risposte secondo me sono davvero ovvie, e le risposte devono andare nella direzione della giustizia e dell'uguaglianza, ovviamente, altrimenti è chi si oppone che dovrebbe spiegare perché è a favore della discriminazione e della disuguaglianza. Comunque, per tornare alla domanda rispetto alla proposta di legge che ha scritto l'Associazione Luca Coscioni insieme ad altri esperti, ad altre associazioni, è un tentativo di intanto di ragionare, perché la proposta di legge è molto articolata, spiega le premesse, spiega per esempio che è veramente ingiusto considerare tutte le possibili maternità surrogate, gravidanze per altri come forme di abuso. Certo che gli abusi accadono in tutte le scelte, in tutti i nostri comportamenti c'è un rischio di errore, di abuso, no? Però una buona legge cosa dovrebbe fare? Dovrebbe andare a intervenire sulle premesse, quindi sulle garanzie dei diritti, e dovrebbe andare nella direzione di cercare di ridurre quegli errori, quegli abusi. E quindi questa proposta di legge, che è una proposta di legge sulla gravidanza per altri solidale, va proprio in questa direzione, quindi spiegando innanzitutto i termini, che cosa intendiamo per genitori intenzionali, per madre, per gestante, per maternità surrogata o gravidanza per altri, e mettendo una serie di criteri, di premesse che ruotano tutte intorno a dei principi, mi viene da dire ancora una volta ovvi, cioè alla libera scelta di tutte le persone coinvolte, a dei controlli che sono medici, ovviamente clinici, ma anche psicologici, quindi tutte strade per cercare di far sì che quelle scelte siano davvero tali, no? E poi controllare che non ci sia, in questo senso controllare è un'accezione positiva, controllare che non ci siano forme di convincimento o addirittura di abuso e sfruttamento. È questa la direzione giusta, non il divieto assoluto, e soprattutto ancora meno questa forma un po' surreale di divieto anche per un cittadino italiano di andare in un altro paese e di seguire le leggi di quel paese. È un dibattito, come sapete, molto complicato, perché c'entrano tante questioni e forse anche la pigrizia di molte persone nell'ascoltare delle storie. Avete sentito forse tante volte quasi solo delle storie che vanno a finire male, no? E allora anche qui è una scelta che sembra un po' o dettata dalla paura o dalla scarsa curiosità, per cui o le storie le ascoltiamo tutte, e questo vale anche per le tecniche riproduttive. Se vi ricordate, la prima bambina nata da tecniche riproduttive ormai è grandissima, perché era il 1978, se andate a rileggere quello che si diceva sulla nascita di Louise Brown è un po' quello che ascoltiamo oggi rispetto alla gravidanza per altri, che va tutto sempre male, che il mondo finirà, che i bambini sono sfruttati. Ecco, nulla succede necessariamente intrinsecamente. Come ho già detto, certo che delle storie possono andare a finire male, saremmo ingenui a sostenere il contrario, ma non siamo autorizzati a vietare tutto. È anche una scelta molto comoda, no? Se ci pensate, in fondo non vogliamo affrontare delle questioni che possono diventare complicate, e allora vietiamo tutto. Però poi non affrontiamo
il destino e i profili e i diritti intanto dei bambini che sono già nati, poi dei genitori, dei loro genitori, di tutta la famiglia. Giuseppina prima giustamente ricordava appunto anche i nonni, no? La preoccupazione di tutte le persone che vogliono bene o che sono legate e che dovrebbero essere legate anche grazie a una legge, soprattutto nei momenti di difficoltà, perché anche questo è il ruolo delle leggi, proteggerci nei momenti di difficoltà, no? Se non c'è una legge, possiamo litigare, possiamo dimenticarci per un periodo più o meno lungo di proteggere, in questo caso sono sempre i figli, di proteggere i soggetti più deboli, più fragili. Si litiga, tutte le persone possono litigare, no? E quindi quello che dovrebbe fare ancora una volta una legge è entrare per cercare di ripristinare degli equilibri. E questo si fa garantendo i diritti. Di nuovo, io non mi stancherò mai di ripeterlo perché troppe volte ci troviamo davanti delle risposte veramente insensate. Rispetto all'adozione in casi particolari, e sarebbe lungo il discorso, però ci tengo a ricordare che è un procedimento che può essere molto lungo, che non è detto che vada a finire bene e soprattutto c'è una condizione che in caso di controversia, litigi o conflitti può mettere tutto in discussione, può far saltare tutto perché serve il consenso del genitore legale. Quindi questo che significa? Che appunto se c'è un conflitto, l'altra madre o l'altro padre che è non riconosciuto per la legge di fatto rischia di sparire. Questo non è solo un problema per quel genitore, immaginate il dolore, l'angoscia e l'ansia, ma è un problema per il figlio, per la figlia, per i figli, perché naturalmente è un diritto dei figli non vedere da un giorno all'altro sparire una figura importante, altrettanto importante e che ha l'unico problema di non avere una garanzia dettata da una legge. Tra l'ottimismo che insomma mi veniva prima ascoltando Giuseppina rispetto a un passato e il pessimismo, ecco, per il futuro non so bene che posizione prendere, cerco di mantenere l'ottimismo, è un po' difficile perché ecco, anche ascoltando, io ero in Senato il giorno che la proposta di legge Varchi è diventata legge, ascoltare quelle terribili, quei terribili commenti a cominciare dal non considerare neanche teoricamente che una donna possa fare una scelta del genere, no? Perché pensare la gravidanza per altri come sempre uno sfruttamento inevitabilmente fa anche questo, cioè mi toglie la possibilità di scegliere. Magari noi non lo faremmo, ma anche questa non è una buona ragione per vietare, no? Quante sono le cose che noi non faremmo, ma non ci viene in mente di dire dobbiamo farne un reato, addirittura un reato universale, perché noi siamo l'unità di misura del mondo, no? Quindi forse un esercizio che possiamo fare è quello di provare a costruire o provare a domandarci: esiste secondo voi una buona ragione per vietare sempre, per non riconoscere diritti? Io non sono riuscita a trovare ancora una risposta, devo dire, credo che non ci sia, perché di fatto rispetto alle questioni, a questioni così importanti come l'uguaglianza e la non discriminazione, la garanzia dei diritti a tutte le persone e ripeto soprattutto a quelle più fragili che in questo contesto sono i figli, è davvero difficile avere un'altra posizione. Grazie, credo che la chiarezza di Chiara, troppo facile il gioco di parole, si commenti da sé. Sulla questione dell'autodeterminazione delle madri che scelgono la gravidanza per altri in termini altruistici e solidali, potremmo fare un altro incontro e recuperare un patrimonio che è proprio dei femminismi che forse oggi viene abusato da chi attribuisce un'unica interpretazione, la propria, elaborata dal cosiddetto femminismo della differenza, ma questo è un altro discorso. Adesso io continuerei un po' e dico che forse Vera ha qualcosa che... E poi Giuseppe, che vedevo molto coinvolto ogni volta che ti giravi verso il termine genitore. Una vuota. Vera Carollo.
Buonasera a tutti. Allora, intanto mi presento completamente. Io sono Vera Carollo e sono la sorella di Luigi Carollo, che molti conoscete per ovvie ragioni, e amiamo tutti. Allora, io intanto vorrei ringraziare Giuseppina, perché è grazie al suo coraggio che tanti di noi, a distanza di qualche anno, si sono chiesti: ma io un bambino lo posso fare, posso essere un bravo genitore? E hanno avuto il coraggio di farlo. Perché? Perché c'erano degli altri genitori prima di noi che ci avevano in qualche modo aperto la strada. Tra mia figlia e la figlia di Giuseppina sono passati 10 anni. Mia figlia è nata il 3 aprile del 2013. Aprile, nascono ad aprile. Ascoltando Giuseppina, per tanti versi mi sembrava di sentire un po' la mia storia, però con 10 anni più avanti, no? Passano 10 anni e quindi tante paure, in qualche modo pensi di non averle più, tante difficoltà, devo dire, non le abbiamo affrontate. Io non ho partorito mia figlia, l'ha partorita la mia compagna, però mia madre è diventata nonna nello stesso istante in cui, nonostante legalmente non fosse nessuno, è diventata nonna nello stesso istante in cui Valentina ha partorito. Mio fratello è diventato zio nello stesso istante in cui Valentina ha partorito. Io sono diventata mamma nello stesso istante in cui la mia compagna ha partorito, anche per i genitori della mia compagna. Perché 10 anni cambiano un po' i tempi, la società cambia in 10 anni. E quindi quando io sono diventata mamma ho trovato una città più accogliente rispetto a questo argomento. A scuola sono stata eletta rappresentante di classe sempre praticamente. Nessuno dei genitori degli altri compagni di mia figlia si è mai chiesto chi avesse partorito tra me e Valentina Chiara. Ora dico, mia figlia è bionda, alta, capelli lisci, dico il dubbio comunque ti deve venire che non l'ho fatta io. Però nessun genitore se l'è chiesto, e alcuni hanno anche detto: ma sai, ti somiglia. E io magari, magari. Ecco, le dimensioni e le caratteristiche fisiche di mia figlia mi hanno anche imposto di non poter nascondere mai come è nata mia figlia, perché Chiara già a 1 anno era altissima, era molto alta, molto chiara e molto bionda, per cui chiunque ci incontrasse per strada, guardando me e guardando lei: che bella bambina, il padre sarà altissimo. E io, non lo so, il donatore anonimo comunque è danese, sarà stato almeno 2 metri. La risposta è sempre stata la stessa, è sempre davanti alla bambina. Quindi Chiara dall'età di 1 anno sa che sto donatore sarà stato altissimo, che sarà stato anche un bel ragazzo e che noi lo ringraziamo. Questo la fa andare avanti con una serenità rispetto all'argomento famiglia omogenitoriale, per cui io sono convinta che noi un bel lavoro lo abbiamo fatto, un buon lavoro con lei lo abbiamo fatto, ma un buon lavoro l'ha fatto anche lei, nel senso che questa è la sua famiglia. E la sua famiglia per lei è ciò di più normale che esista. E non vedo nessuna differenza fra mia figlia e i suoi compagni di classe, non vedo nessuna differenza fra il mio quotidiano e il quotidiano dei genitori, dei compagni di classe di Chiara o di tutti i miei amici. Le difficoltà sono le stesse, possiamo essere degli ottimi genitori, possiamo sbagliare a volte, perché prima di essere genitori siamo persone, prima di essere omosessuali siamo persone, in quanto persone a volte sbagliamo, a volte siamo eccezionali, a volte siamo un po' stronzi. Succede perché siamo persone. Possiamo essere degli ottimi genitori, ma il nostro essere ottimi genitori non impedisce alle famiglie eteronormate di esserlo, non è una gara a chi è più bravo e più bello. Il punto è questo, che però se 10 anni fa la società era cambiata e oggi la società è cambiata e accogliente, la politica negli ultimi anni ha fatto dei grandissimi passi indietro. Io mi rifaccio una frase di Giuseppina. Lei ha detto 20 anni fa, quando io, no, di più, nell'82, quando ho capito di essere omosessuale, io ho capito di dover rinunciare alla maternità. Io quando ho deciso di diventare madre l'ho fatto con la scelta di rinunciare ad avere dei diritti per me, non rinunciare ad averli per mia figlia,
E poi nel tempo qualcosa è cambiato, perché io nel 2018 ho potuto riconoscere Chiara, quindi io per 5 anni sulla carta non ero nessuno, e nel 2018 mi è stata data la possibilità di riconoscere Chiara dopo 1 anno e mezzo di tentativo di adozione, che non si è mai concluso perché il tribunale non si è mai espresso. Quindi quando si parla di tempi lunghi, è vero, questi tempi sono molto lunghi, e in quel periodo mia figlia non era tutelata. Io avrei potuto svegliarmi una mattina, salutare tutti e dire arrivederci, è stato bello, grazie, ora te ne occupi tu. Io volevo avere dei doveri nei confronti di mia figlia, non volevo avere dei diritti. Io ho dei doveri nei confronti di Chiara, e questi doveri non me li riconosceva nessuno, cioè io potevo fare quello che volevo. E mi sono battuta per averli finché nel 2018 ho avuto il riconoscimento. Nel mese di novembre dello stesso anno mia figlia ha una carta di identità con scritto che i suoi genitori sono io e la mia compagna. Qualcosa cambia però nel tempo. Al momento del rinnovo della carta di identità io non ho potuto rinnovare la carta, perché la politica è cambiata, la società no, la politica è cambiata, ma la società non lo sa che mia figlia non ha una carta d'identità. E questo governo che dice di volerli tutelare i bambini, non è vero che li vuole tutelare, perché non dare un documento di identità a un bambino non è tanto bello, non li tuteliamo tantissimo. Siamo riusciti ad avere il passaporto. Io ricordo che l'unica volta in cui ho avuto la sensazione che ci fosse qualcosa di... che non fossimo una famiglia come le altre, l'unica è stata proprio quando, in un'occasione particolare, mia figlia doveva presentare la carta di identità e non ce l'aveva. E quindi presenta il passaporto. Era un contesto in cui effettivamente il passaporto era un po' eccessivo come documento da presentare. Per cui guardandola, la persona che ritira il documento fa addirittura il passaporto. E lei, ma io la carta d'identità non ce l'ho. Cioè mia figlia il fatto di avere 2 mamme non le è mai sembrato strano. A lei sembra strano il fatto che non abbia una carta d'identità. E il fatto che lei non abbia una carta d'identità è strano perché questa politica, perché la politica che li dovrebbe tutelare i nostri figli, li divide in figli di categoria A e figli di categoria B. E la gente però non lo sa quasi nessuno. Quando io dico in giro, no, mia figlia non ce l'ha la carta d'identità. E perché? È perché non può. E non so se quando scadrà il passaporto, mia figlia potrà avere il passaporto. Perché? La politica cambia perché le famiglie omogenitoriali nel frattempo sono aumentate e che siamo di una disarmante banalità e non siamo un pericolo. La politica se ne rende conto e noi quindi facciamo un po' paura perché non possiamo essere più lo strumento da utilizzare per poter dire alle altre famiglie noi abbiamo a cuore voi, no quelli là che sono brutti. Questo governo, questa politica ci tende a dividere i cittadini fra quelli che hanno i privilegi e quelli che non li hanno, che poi quelli che vengono considerati dei privilegiati di privilegi non ne abbiano poi tanti, perché io non so quale politica sia stata fatta per le famiglie. L'altro giorno sentivo di scuole chiuse, cioè la verità è che per questo governo quello che è bello è la famiglia eteronormata, bianca, italiana e che abbia anche tanti soldi, cioè quella che non ha niente da chiedere. Cristiana, però c'hai i soldi, perché se sei cristiana e soldi non ne hai, diciamo non hai. E per poter continuare a ottenere i voti di una o l'altra categoria bisogna far finta che ci sarà sempre il nemico da combattere. Siamo uniti con voi contro le famiglie omogenitoriali che vogliono distruggere la famiglia tradizionale. E fare diventare i vostri figli gay. Io non capisco come dovrebbe diventare gay uno solo perché mi incontra. Cioè, non credo che sia possibile che incontri mia figlia e diventi omosessuale. Dopo il problema della carta d'identità, proprio per tutelarli ancora di più, questi bambini, arriva la legge Varchi, che propone quindi, che dice che la gestazione per altri è reato universale, quindi finisce per dire che i figli delle coppie omogenitoriali di papà, perché quelli delle coppie eterosessuali non si può sapere come sono nati da un reato.
Cioè tu un bambino appena lo vedi lo guardi dicendo tu sei frutto di un reato. Certo che il modo di tutelare i bambini da parte di questo governo io sinceramente non lo condivido parecchio. E allora in questo momento mi viene ancora di più di ringraziare Giuseppina, perché aver messo in piedi un'associazione che i nostri diritti tende a portarli avanti da 20 anni, a metterli al centro e a portare avanti le nostre voci, non singolarmente, ma le voci di una comunità, è fondamentale. Perché io non faccio parte di famiglia arcobaleno, perché se sei una mamma con un'altra mamma, allora in automatico devi fare parte di un'associazione. Mica esiste l'associazione dei genitori eterosessuali, ma esiste il bisogno di creare un'associazione, e io ringrazio Giuseppina per averlo fatto, che porti avanti i nostri diritti, i diritti dei nostri bambini, perché loro non lo possono fare. Noi abbiamo il dovere di portare avanti i loro diritti, le loro istanze, i loro bisogni, perché i nostri figli sono... C'è un'associazione in Francia che si chiama Des enfants comme les autres. Sono i bambini come tutti gli altri. In Francia avete cominciato prima a fare figli e quindi i figli delle coppie omogenitoriali hanno anche creato delle associazioni in cui dicono guardate che noi non abbiamo niente di diverso da tutti gli altri. I nostri sono ancora piccoli, noi siamo arrivati un po' in ritardo e spero che nel tempo anche qui i nostri figli abbiano la forza di dire, il coraggio, guardate che non c'è nessuna differenza tra noi e gli altri, è che i diritti di tutti i bambini devono essere riconosciuti, le opportunità devono essere le stesse per tutti. Io ho un po' paura a pensare che fra 4 anni, se volessi prendere un aereo con mia figlia, non so come potrei fare, o anche la semplice iscrizione a scuola potrebbe diventare complicata. E allora io vi invito anche a parlare con le persone che conoscete e a fare presente quali sono le difficoltà, che non sono delle difficoltà nel quotidiano, le difficoltà di mia figlia non sono nel quotidiano. Le difficoltà di mia figlia sono nel pratico a causa di un governo e di uno Stato che, dicendo di volerli difendere i bambini, in realtà, non so dire in espressione in italiano, mi viene in dialetto, li sdirruba e li discrimina. Ed è importante che per frenare questa deriva, perché la legge Varchi è un altro colpo, no, non ci credo che potrebbe essere il peggiore, perché il percorso è brutto. Non possiamo raccontarcelo fra noi dobbiamo raccontarlo a tutti quello che succede e dobbiamo invitare tutte le persone che ci ascoltano a condividere le nostre preoccupazioni e i nostri problemi, perché un governo, riprendo mio fratello qua, uno Stato deve riconoscere i diritti di tutti. Un governo che non riconosce il diritto di una sola persona non tutela nessuno. Perché oggi sono io, ma domani nessuno vieterà a lei di non essere più tutelata, perché il principio è lo stesso. Grazie. Grazie a te, Vera, grazie Giuseppe. Eccoci. Vorrei tranquillizzare tutti quanti su una cosa, perché vorrei tornare nuovamente sul libro. Il libro è bello. Il libro non è soltanto come un contenuto che sicuramente, specialmente a noi che in qualche maniera ci sentiamo partecipi, lo troviamo dal contenuto interessante. Il libro è scritto benissimo. Cioè, per me è un romanzo, non è un saggio. E vi invito a leggerlo perché la cosa fantastica è che dice delle ovvietà che tutti leggendolo, cioè io stesso leggendo, che in qualche maniera le vivo, sono delle ovvietà tali che veramente ma non è possibile, ma come gli viene in mente, ma perché? Ecco, questo è un libro che, se non ci fosse stato un decreto da parte di questo governo che impedisce alle teorie gender, che non si capisce quali sono, perché per la prima volta questo governo ha reso ufficiale una parola che è inventata, che la teoria gender non esiste, l'ha inventata questa parola la dottrina cattolica per individuare
i discorsi relativi alle identità di genere, ma non c'è una teoria genere, perché la teoria genere secondo loro è che noi speriamo tutti in quanto omosessuali che tutto il mondo diventi omosessuale, ma a me non me ne può fregare di meno, cioè, non credo che tra di noi ci sia un novello Hitler che vuole la sostituzione etnica di tutti, quindi questo è un libro che è bello da leggere perché scorre, è un libro di cui una cosa che mi ha incuriosito, e questa è una domanda che vorrei fare, se è soltanto una mia fisima oppure se è vero che è particolare. I capitoli non sono scritti con i numeri, ma sono parole, cioè 1, 2, 3, 4. E io lo trovo bello perché ti racconta anche il percorso, cioè io vedo nel titolo, che è semplicemente un numero, il fatto che si vuole dare un peso a tutte le parole che ci sono qui dentro. Non sono soltanto dati. Il problema di questo governo e di molti governi è che spesso vuole individuare i problemi come entità. Quindi non parla di chi muore in mare, ma li chiama migranti perché sono più oggettivo. I figli delle coppie omosessuali sono qualcosa che non hanno un nome e un cognome, loro non ce lo vogliono dare questo nome e cognome. L'obiettivo fondamentalmente anche della legge Varchi è quello di nascondere la realtà. Loro vogliono una realtà fatta di apparenze. Loro vogliono una realtà fatta soltanto dai primi della classe e sono esattamente quello che succede su Facebook, su Instagram, i selfie. Se voi ci fate caso, quando uno si fa un selfie, si imposta, si mette magari anche la bocca alla barale, sorride e si fa il selfie. E quindi è perfetto, e dà un'immagine della realtà che non è quello che ha dentro, che ci sarà magari un rivuglio gigantesco di problemi, di problematiche, di accettazione, di autoaccettazione. Perché una delle cose più importanti che dice questo libro è che i principali nemici degli omosessuali sono gli omosessuali stessi. Sì, noi siamo degli omofobi latenti perché neghiamo in noi stessi l'essere portatori anche di felicità. C'è una cosa che diceva Michela Murgia che era per me fondamentale, per me è una delle donne che mi manca di più in assoluto in questo momento storico, che tutti abbiamo il diritto ad essere felici e tutti dobbiamo tendere alla felicità. Questo significa che dobbiamo avere la possibilità di conoscere noi stessi e l'unico modo per conoscere noi stessi è vivere nella trasparenza e nella verità. Fino al momento in cui le coppie omosessuali maschili non facevano figli, la gestazione per altri quasi esisteva. Io ricordo ancora che da Bruno Vespa, una trasmissione di una decina, quindicina d'anni fa, in cui tutti piangevano la bellezza di questa madre che aveva messo al mondo un figlio per la figlia, e che bello, che brava, ed erano tutte in lacrime. Improvvisamente, siccome quando noi torniamo dagli Stati Uniti d'America abbiamo una figlia e che nel passaporto americano ha 2 padri, perché comunque noi abbiamo preferito avere la doppia genitorialità, per esempio io e mio marito, anzi il mio unito, perché non è marito, è un unito, che anche lì ci obbligano alle differenze. Questo è qualcosa che sicuramente com'è possibile? È ovvio che se una coppia eterosessuale viene dall'Ucraina, o veniva, perché ora mischini non possono manco più venire, diventa molto più semplice nascondere la verità. Questo questo governo anche parla sempre di una cosa importante, la narrazione. Loro vogliono narrare, la narrazione di un poeta. La narrazione spesso è anche legata alle favole.
Loro vogliono narrare una favola, cioè una realtà che esiste solo nel loro immaginario, e vogliono che nel loro immaginario le nostre vite siano corrispondenti a quella favola che loro vorrebbero avere rappresentata. Invece io non voglio parlare di narrazione, io voglio parlare di racconto. Io vi racconto la mia vita, racconto la vita di mia figlia. Mia figlia ha sempre saputo, non soltanto sa come è nata, ma lo racconta lei a modo suo, è quello che può capire, perché lei, la nostra portatrice, ha avuto, lei si sono rotte le acque la mattina all'alba mentre faceva la doccia, e quindi e lei lo racconta divertitissima pure nelle camere, nella sala d'attesa del pediatra, perché per lei è normale, anzi, non uso la parola normale, per lei è naturale avere due padri. È la sua storia, è la sua vita. Qui noi dobbiamo parlare non più di normalità, ma di naturalità, perché ciò che è naturale è il desiderio che ognuno di noi ha o può avere di avere dei figli. Ed è vero che il mettere al mondo i figli è un atto egoistico. Io non ho mai sentito, specialmente in Sicilia, se uno fa i figli, fa l'amore dei figli, cioè noi siamo quelli che ai figli quando nascono ci facciamo subito il piano sopra la casa nostra, cioè così pure lo vogliamo pure sopra di noi, vicino. Dici va a studiare fuori, ma io spero che torni. Certo, ora è un poco più complicato dire io spero che torni, uno spera che se ne va, però diciamo che a me in questo momento la cosa che veramente, quello che mi disturba, e concludo, anche se poi vorrei concludere tutto quanto leggendo una pagina del tuo libro, perché così ci si rende conto della bellezza di questo libro. Ciò che mi dà fastidio è che io sono un delinquente e quindi io ho deciso che il più possibile, specialmente se me ne vado a teatro, se vado in giro, io mi metterò la maglietta di famiglia Arcobaleno, perché lo devono sapere tutti che io sono un delinquente. Perché la mia speranza è che da delinquente forse posso diventare ministro, perché io ricordo che c'è qualche ministro che ha rubato 49 milioni di euro, c'è qualche ministro che in questo momento è indagata perché c'ha nell'INPS, ci sono deputati che sono stati condannati e che sono lì, e il fatto di avere una figlia che comunque lei è figlia di un reato e che ha la cittadinanza americana mi fa ben sperare che comunque, essendo quasi una delinquente, potrebbe anche diventare presidente degli Stati Uniti, perché diciamo ne abbiamo qua in questo momento, in questi giorni, la netta rappresentazione. Vai tu, viene lui. Sì, grazie intanto. Io sono Mariangela Di Gangi, faccio in questo temporaneamente la consigliera comunale. Io sono molto contenta della qualità delle parole che sono state spese sinora su questo tema, ma sono molto contenta che si stiano utilizzando qui dentro e ci tengo a dirlo, perché per la mia storia di attivismo ristabilisce un po' un equilibrio e mi fa stare meglio. E quindi ringrazio l'Istituto Gramsci e ringrazio Piera per aver pensato a questo momento necessario, perché mentre parlavate, mi riferisco soprattutto a Giuseppina e a Chiara, io non ce la faccio a chiamare molto volentieri legge Varchi la legge, perché penso che proprio lei in questo gongoli all'idea che qualcuno possa ricordarle, accostarla a quello che è più per lei meglio la definisce come appunto quell'obbrobrio giuridico che ha partorito, di cui lei andrà fierissima, e io l'ho ribattezzata la legge pigrizia, perché è l'agnosia, si dice in siciliano da noi, è la legge dell'agnosia, perché è esattamente il modo in cui chi non vuole appunto affrontare situazioni complesse preferisce negarle o vietarle piuttosto che davvero adoperarsi per raggiungere gli scopi che si prefigge. E poi abbiamo scoperto che col libro le cose sono spiegate in maniera così semplice che persino
qualcuno, anche Carolina potrebbe leggerlo e capire qualcosa, che la legge già esiste, cioè una bozza di legge già esiste, che quindi si potrebbe partire da quella per provare a regolamentare una materia che è complessa. Io appartengo da poco ad una comunità politica, ad un partito che fa fatica ancora a ritrovare unità dentro il Partito Democratico, che fa ancora fatica a trovare unità, o che si sta interrogando molto e con molta più intensità di quello che io stessa mi aspettavo rispetto a cosa significa la gestazione per altri, e che ha ancora tanti influssi all'interno di un dibattito che a mio avviso invece è superato stantio, perché dovremmo in un qualche modo tutti e tutte, soprattutto in questo momento storico, riconoscere che la libertà è un valore e che va garantito a tutti e tutte, quindi a chi può in un qualche modo, a chiunque può in un qualche modo essere oggetto di uno sfruttamento o di una privazione. Ma vado a quello che credo sia più interessante affrontare stasera. Il comune di Palermo non soltanto è un comune che in questo momento, come tutti gli altri, non trascrive i figli e le figlie delle coppie nati da coppie omogenitoriali, ma si rifiuta persino, abbiamo anticipato, si rifiuta persino di rilasciare il secondo nome del secondo papà o della seconda mamma nel documento di identità di figli o figlie che pure hanno avuto il regalo della trascrizione di entrambi i padri o entrambe le madri nella loro carta d'identità. Quindi quei pochi che in una finestra in cui a Palermo è successo e che quindi nell'atto di nascita hanno sia tutte e due le mamme o tutte e due i papà, in questo momento se chiedono copia del documento di identità se ne trovano uno soltanto, e non si capisce manco perché questo manco la legge lo proibisce, eppure proprio noi andiamo avanti. E mentre Vera raccontava il come in effetti non si stanno difendendo questi bambini e queste bambine, io mi chiedevo proprio questo: sarebbe stato più facile se davvero si fossero voluti difendere i bambini e le bambine, argomentazione che io da sola non trovo esaustiva e che anzi trovo un alibi eccezionale. E poi arriviamo a quello che sta accadendo in Consiglio Comunale a Palermo, perché credo sia giusto parlarne. Se davvero avessero voluto fare qualcosa con urgenza per tutelare questi bambini e queste bambine che pare siano vittime di chissà che cosa, avrebbero ad esempio potuto accogliere l'invito della Corte Costituzionale e legiferare in riferimento alla trascrizione. Quello sì è un'urgenza che, appunto, come voi ci raccontate, si sente, si percepisce. Quello sì che è in questo momento il preludio di diritti non riconosciuti a questi bambini e a queste bambine, ma in quello no, noi non ci andiamo, perché non c'è niente di vero quando si dice che si vogliono difendere bambini e bambine, ma non soltanto i vostri figli e le vostre figlie, che in questo momento sono purtroppo i corpi più esposti di una battaglia che li ha trovati come bersagli e che non possono in nessun modo difendersi, e che noi dovremmo difendere il più possibile, perché è facile. È il terreno di scontro più facile, quello di prendersela con bambini e bambine, ma in realtà questa è la cartina al tornasole di un governo che sta facendo di tutto proprio per non garantire i diritti dei bambini e delle bambine in ogni modo possibile. E quindi questa finta retorica del lo facciamo contro lo sfruttamento dei corpi delle donne, mentre i consultori continuano a chiudere, gli obiettori di coscienza continuano a crescere, si portano gli antiabortisti e le associazioni antiabortiste dentro i consultori. No, non state difendendo i corpi delle donne. Dire che state difendendo i bambini e le bambine e i loro diritti nel momento in cui tagliate le percentuali di asili nido da garantire, nel momento in cui a Palermo la mensa è ormai diventata una roba per cui ti arriva la pasta fredda e il sindaco si va a fare i selfie con i bambini ma non si occupa di fargli arrivare la pasta calda, nel momento in cui i cassonetti, io ricevo da 3 giorni che ricevo segnalazioni del fatto che in tutte le scuole palermitane, anzi su questo aiutatemi se avete da segnalarne, ci sono i cassonetti davanti alla porta delle scuole, perché siccome sotto casa nessuno vuole i cassonetti, le scuole sono di tutti e quindi non sono di nessuno, li mettiamo nelle scuole, non ci preoccupiamo, i bambini, le bambine, le famiglie chiamano perché non vogliono l'immondizia davanti alla porta, di quelle cose non ce ne occupiamo.
Come non ci occupiamo dei bambini e delle bambine in condizioni di povertà, che proprio Carolina Varchi dovrebbe conoscere benissimo, essendo lei una nostra concittadina ed essendo Palermo, come sempre, alla fine di qualsiasi classifica, quando si parla di livelli di povertà, povertà educativa, povertà materiale, di tutte quelle cose che in questo momento stanno strutturando uno svantaggio che già c'è e che noi non stiamo in un qualche modo provando a risolvere. Da quando il centrodestra è al governo, purtroppo anche al comune di Palermo, purtroppo, si è soltanto acuita la incapacità di pensare a qualcosa che sia veramente utile ai diritti dei bambini e delle bambine. A Palermo però si usa doppiamente il tema delle famiglie omogenitoriali, perché lo si usa da parte di quella destra fatta da Fratelli d'Italia e della Lega, che usa la finta tutela dei bambini e delle bambine, figli e figlie delle coppie omogenitoriali come il modo per proibire appunto tutto quello che avete detto voi prima di me, meglio di me, per creare questa demonizzazione delle coppie omogenitoriali. Poi c'è chi invece lo usa per dire: a me forse il modo in cui sono nati questi bambini e queste bambine non mi piace, ma non ne parliamo. Noi parliamo del fatto che vanno garantiti i bambini e le bambine, che è una motivazione che io trovo particolarmente fastidiosa, perché è doppiamente offensiva nei confronti dei genitori di questi bambini e di queste bambine, perché ok, i loro genitori forse sono criminali, dato che per esempio Forza Italia al Consiglio Comunale a Palermo sono i primi promotori di una mozione che vorrebbe obbligare il sindaco, non si capisce in virtù di quale legge, dato che al Parlamento nazionale la legge non la propongono, a trascrivere negli atti di nascita entrambi i genitori, fossero due padri, fossero due madri. Però a livello nazionale vota la legge Varchi e pensano che noi ci facciamo prendere in giro e pensano che a noi questo basti. Io trovo questo ancora più pericoloso, questa grande zona di grigio che passa dalla nuova DC di Toto Cuffaro per Forza Italia, passando per il movimento neonato del nostro sindaco che appunto a parole ieri ci spiegava in aula, perché è stato interrogato su questo tema in aula, ci spiegava che lui sarebbe molto contento se la sua maggioranza trovasse un'unità su un tema così importante, però che se non la trova per lui non è dirimente, nel senso che sono altri problemi. E il re è nudo. Il re è nudo. Il re è nudo. Per farsi la fotografia siamo tutti, diciamo, sul giornale, siamo tutti moderni, europei, progressisti, però poi ci torniamo alla scala dei diritti, perché i diritti sono messi in gerarchia l'uno con l'altro. Non è che si può provare a tutelarli tutti allo stesso modo e allo stesso tempo, no. Noi ci occupiamo delle sciocchezze come i diritti civili, mentre loro si occupano delle cose importanti come le ruberie negli appalti e in tutto quello che sta accadendo in questo momento a Palermo, anche in termini di grandi opacità con cui vengono gestiti anche i soldi per i bambini. In notizia di oggi questa cosa la devo dire: l'amministrazione comunale dà i soldi per i bambini, per il tempo, per le festività natalizie soltanto agli oratori cattolici. Quindi è una cosa meravigliosa. Abbiamo scelto un'associazione della Chiesa Evangelica per andare a spiegare ai ragazzi e alle ragazze i pericoli dell'alcol e delle droghe in vucceria, e abbiamo scelto di finanziare soltanto gli oratori cattolici, con tanto di citazione di Papa Francesco in calce alla delibera che ne dispone il finanziamento, che è una roba che io trovo scandalosa, perché non soltanto abbiamo interventi, continuano ad esserci interventi proprio sull'infanzia frammentati e quindi di suo inefficaci, ma per giunta diciamo connotati, in modo tale che chi deve capire capisce bene cosa importa a questa città. Quindi io mi chiudo questo intervento, perché di fatto posso soltanto parlare di quello di come abbiamo provato in questo anno a stare su questo tema anche in Consiglio Comunale. Abbiamo provato ad aprire le contraddizioni, perché le contraddizioni appunto vanno esplose, esattamente lo stesso metodo che avete adottato voi con i vostri bambini e le vostre bambine che raccontavate, quindi quello della grande trasparenza, magari dell'affrontare l'ostacolo immediatamente, ma non rimandarlo in avanti perché potrebbe diventare più pericoloso. La stessa cosa abbiamo provato a fare noi in Consiglio Comunale su questi temi. Abbiamo provato a fare in modo che non ci fosse nessun infingimento. Abbiamo sfidato l'amministrazione comunale e i partiti che fanno parte della maggioranza e dell'opposizione
No, io sono intransigente con gli altri e con me stessa e anche con la mia nuova comunità politica. E quindi abbiamo sfidato sull'adesione al Palermo Pride. Questo Consiglio Comunale non lo ha fatto, ha deciso di non approvare l'adesione del Consiglio Comunale. Poi per fortuna il patrocinio oneroso del Comune di Palermo è comunque arrivato, ma il Consiglio Comunale non ha approvato l'adesione del Palermo Pride, del Consiglio Comunale al Palermo Pride, che è una cosa che è un grande arretramento nella nostra città, per la nostra storia, per la storia che ha avuto il Palermo Pride con la città, e da un anno ci impegniamo affinché, appunto, e qui chiudo, questa finta volontà di occuparsi dei bambini e delle bambine, sia da chi pensa che siano troppo sfortunati di essere nati in famiglie criminali, sia da chi pensa che dei genitori ce ne possiamo fregare perché con la scusa che intanto ci stiamo occupando dei bambini e delle bambine stiamo provando a riempirla di contenuti veri. Ecco, se il Comune di Palermo volesse davvero fare qualcosa su questi temi, oltre a ascoltare e imparare, perché io stessa oggi ho imparato un sacco di io stessa, non perché io sono troppo brava, perché diciamo, ho un rapporto che mi lega al movimento LGBTQI+ nella nostra città, molto vecchio, di cui mi sono onorata e privilegiata, e quindi molte cose le ho col tempo assorbite, vissute e imparate, e penso mi abbiano resa una attivista migliore, perché l'attivismo dentro quel movimento è un attivismo che ti cambia, ti insegna a fare politica meglio, e se volessero fare la fatica di ascoltare queste cose, dicevo ai miei colleghi e alle mie colleghe, probabilmente faremmo un bene innanzitutto a loro prima che a noi, perché penso che sia veramente un modo infelice quello di vivere politicamente pensando che impedire agli altri di essere quello che sono è la tua mission la mattina quando ti svegli, ma ci occuperemo anche di fare in modo che almeno in Consiglio Comunale, dove non possiamo, se ci sono delle forze politiche che vogliono perorare delle cause a livello nazionale, lo facciano. Noi qui ci scontreremo qui e anche altrove con loro, ma che a Palermo ci si occupi di quello che può fare il Comune di Palermo, quindi innanzitutto partendo dalla registrazione di quello che già c'è, di quegli atti di nascita che sono già stati così fortunati da contenere i nomi di entrambi i padri e entrambe le madri. E basta, grazie. Sì. Vorrei aggiungere qualcosa a tutto quello che abbiamo sentito. Sì. Scusami, ci sono degli interventi dal pubblico Sì, vorrei concludere sulla legge Varchi, perché volevo aggiungere, secondo me, una visione su quella legge di cui non abbiamo ancora parlato. La legge Varchi è evidentemente un attacco violento contro i genitori omosessuali e soprattutto i padri gay, ma tutti i genitori omosessuali ovviamente, perché se loro sono criminali noi siamo molto vicino a esserlo anche noi. Ma quello di cui non si è ancora parlato è che la legge Varchi è un attacco violento contro tutte le donne. E quello non ne abbiamo ancora parlato. Sì, ed è estremamente importante questo fatto da capire. La legge Varchi non riguarda solo noi, è un attacco evidente alla donna e alla sua autodeterminazione. Cioè voi pensate la potenza di queste donne che riescono serenamente a portare in grembo un figlio per qualcun altro. Noi siamo nati, vissuti in una società, soprattutto il sud dell'Italia, mediterraneo, dove il più grande nostro mito è la Madonna, dove la nostra... appunto, c'è la portatrice per eccellenza poi appunto, che ha fatto un figlio senza un rapporto sessuale, nato da un dono divino. Però quello che ci ha trasmesso la Madonna nella nostra mitologia, all'interno del più profondo di noi, che la donna è madre e attraverso il suo corpo diventa madre.
E quello che noi stiamo dicendo è buttare per terra questa idea, che non è vero che si diventa madre attraverso il corpo. Vera è madre di sua figlia attraverso il corpo della sua compagna, e io sono madre la seconda volta attraverso il corpo della mia ex compagna. E loro sono genitori attraverso il corpo di una donna. Cioè, è di una potenza incredibile la gestazione per altri. Cioè, è una libertà incredibile di poter fare un figlio per altri attraverso il tuo corpo. È veramente una rivisitazione di tutta la nostra, di tutto quello che ci hanno dato da bere col latte. Non so se vi rendete conto di questa forza che hanno queste donne. Ovviamente sto parlando di donne che fanno la gestazione per altri in un contesto tutelato con delle leggi a tutelli. E non per caso la gestazione per altri viene agita in paesi come il Canada o gli Stati Uniti, Israele, che sono dei paesi liberali essenzialmente, dove la libertà e la responsabilità individuale è al primo posto. Cioè noi in questo paese non siamo, soprattutto noi donne, libere di agire come vorremmo, e questo è l'attacco più potente di questa legge Varchi, e volevo dirlo, che non è una legge che riguarda i gay, le lesbiche, ma riguarda le donne, è un attacco alle donne. C'era un intervento oppure... Ah. Buonasera a tutti, io sono un papà, siamo due papà, un altro delinquente, che abbiamo due gemelli da 3 anni, hanno appena compiuto 3 anni. Volevo un attimo fare una riflessione su quello che viene additata come la gestazione per altri commerciale, chiamata così per me erroneamente, come spesso si utilizza anche la terminologia utero in affitto, che è un termine inappropriato, secondo me molto inadeguato. Stessa cosa è il termine commerciale, è un termine che mi infastidisce, perché dobbiamo inquadrare la gestazione per altri da parte di queste donne che fanno un periodo di formazione psicologica ed emotiva per accedere volutamente nella loro autodeterminazione a questo percorso di gestazione per altri negli Stati Uniti, in alcuni stati degli Stati Uniti, in forma commerciale, ma bisogna cambiare un attimo l'interpretazione, perché questa compravendita, come viene spesso definita, questa transazione economica, non è altro che un riconoscimento per tutti i mesi in cui la ragazza non va al lavoro. E dobbiamo anche sapere che l'interdizione in America non sempre viene retribuita. Quindi le donne rimangono a casa 9 mesi, per loro scelta, vengono retribuite e io aggiungo riconosciute da tutti noi, dalla parte genitoriale dei papà in questo caso, come di tutte le altre famiglie, riconosciute per tutto il periodo in cui non vanno al lavoro. E questa è una cosa di cui si parla poco, che spesso diventa anche un argomento molto, molto caldo anche nella parte politica nostra, nella parte di quella che dovrebbe essere la sinistra, anche del Partito Democratico. Sappiamo perfettamente quante persone remano contro questo atto commerciale, ma sappiate che noi personalmente, io e Michele, abbiamo avuto una gestazione per altri meravigliosa. Una ragazza che ha pianto quando il primo transfer non è andato bene. Una ragazza che c'è stata vicino dal primo all'ultimo giorno e noi con lei dal primo all'ultimo giorno per mesi e mesi, e ancora oggi tutte le settimane ci sentiamo e ci vediamo. E abbiamo un rapporto umano meraviglioso e così sarà sempre. Quindi io sto lanciando una freccia a favore di quella che viene demonizzata gestazione per altri commerciale, perché non è sempre così arido come aspetto, ma è qualcosa di molto profondo e che diventa anche un fatto umano di relazione tra le parti. Non è poi così commerciale come dicono. Aggiungo soltanto una piccolissima cosa a quella che ha detto Paolo, perché così anche si fa una certa chiarezza, perché spesso quando si parla di gestazione per altri escono fuori tutta una serie di numeri che sono i numeri finali.
quindi 150.000 euro. La gestazione per altri la possono fare soltanto i gay, perché i gay sono tutti ricchi, quindi è ovvio che noi siamo miliardari. Esatto, quindi dobbiamo essere tutti ricchissimi quando c'è gente che fa il mutuo, e sappiamo benissimo che chiede i prestiti, e che fondamentalmente tra viaggi, permanenza un mese negli Stati Uniti, cure mediche, avvocati, agenzie, perché comunque devi rivolgerti a qualcuno, è una somma di tutto. E quindi se io direi a questi signori che si lamentano che costa troppo e che la possono fare soltanto i ricchi, fosse ad esempio legittimo farlo in Italia, non avremmo questi prezzi. È ovvio, e tutti quanti potremmo rivolgerci, se abbiamo le problematiche, alla gestazione per altri. Scusate, era un piccolo inciso, ma mi ha dato il gancio. Sì, siamo d'accordo. Leggo questo pezzo. Io ne avevo una a pagina 40, tu che pagina hai? Io pagina 40. Non ho parole. Ma non così tanto conoscendoli. La pagina 40 è perché è una cosa molto importante che non abbiamo detto, ma che dobbiamo assolutamente dire. Una coppia di mamme, quando la madre biologica deve registrare il proprio figlio, in Italia è costretta dalla nostra legge a dover per forza mettere di mezzo il padre, anche quando il padre non c'è. Questo secondo me è bene che lo dica Giuseppina, perché lo ha passato sulla sua pelle, questo è importante. La storia che vuoi leggere? È quasi, Okay. no, è il finale. Ok. Sì, in effetti è una cosa assurda che perdura ancora. Quando sono andata a dichiarare mia figlia la sua nascita nel comune di nascita, mi hanno chiesto di compilare un documento e di firmarlo. E mentre leggevo il documento, a un certo punto c'era scritto che dichiaravo che questo bimbo era stato concepito con un uomo, non della famiglia. Io ho detto, ma non è così, io non posso firmare questa carta, mi fate firmare il falso, cioè non è stato concepito con nessun uomo, è frutto di un dono. Ah, ma non esiste un altro modulo, è l'unico che esiste. E dico, io non lo voglio firmare questo, è falso. E mi hanno spaventata, vi parlo di 25-22 anni fa. Mi hanno detto, guarda che se non lo firmi tua figlia non avrà, come dire, realtà giuridica, non sarà trascritta all'anagrafe. Dunque devi assolutamente farlo, se no ti arrivano gli assistenti sociali a casa, i psicologi e tutta una serie di persone che ti metteranno in difficoltà. Insomma, ho firmato la morte nel cuore, come si dice, e 10 anni dopo la mia compagna ha dovuto firmare di nuovo lo stesso documento. Ed è una cosa vergognosa. Abbiamo fatto, una coppia di donne ha fatto causa, ha perso. Non c'è modo di cambiare questo modulo. Che cosa vuol dire? Che noi donne in Italia non possiamo fare i figli senza un uomo. In nessun caso, anche se è frutto di un dono. E anche questo la dice lungo, collegandola a quello che dicevo prima sulla legge Varchi. Punto. Le donne devono fare i figli con un uomo, tutti quanti, e non possono fare quello che vogliono del loro corpo. Questo è. La dice lunga anche sul tipo di lotta che state facendo. Assolutamente sì. Perché la lotta che facciamo è per tutte, non per noi mamme lesbiche. Ma è chiaro, avete messo su forse l'unico movimento che si può chiamare antipatriarcale, perché voi andate a rompere meccanismi consolidati. No, non volevo... Sì, è colpa sua. Non è elegante. Non è elegante. No, non volevo... Quando devi parlare male del patriarcato. No, ero stata presa dall'entusiasmo di questa cosa perché appunto serata bellissima. Grazie tante per quello che avete detto, sono veramente
ricreata, come si dice in siciliano, ricreata, ma ricriai. Allora, visto che ci sono, diceva Chiara, le famiglie sono fatte in tanti modi diversi, ma questo noi storici lo sappiamo. Gli storici dovrebbero saperlo, uomini dovrebbero saperlo anche loro, no? Ci sono stati casi su cui si è riflettuto pubblicamente, oppure ricerche che sono state portate avanti. Io mi ricordo, mi fece molta impressione, eravamo nei primi anni 90, accadde un caso a Enna in cui una coppia etero stava facendo il congelamento degli ovuli perché non riuscivano ad avere naturalmente un figlio, allora congelarono gli ovuli pensando di poterli utilizzare con tecniche avanzate mediche, diciamo medicalmente assistite. Lei muore e ci sono questi suoi ovuli fecondati, ho dimenticato di dire, no? Che vengono col consenso evidentemente del padre impiantati nella sorella di lui, con una gravidanza che diede, come dire, come risultato 2 gemelli. Allora, chi è il padre, chi è la madre, che tipo di famiglia è questa? Furono interrogativi che la stampa non si pose. Era soltanto il fatto strano di questa donna morta che aveva lasciato in qualche modo in eredità questa cosa. Noi abbiamo un sacco di esempi, come dire, di nostra esperienza, di famiglie in cui la sorella che ha figli ne dà uno alla sorella che non ha potuto avere. Abbiamo casi, per esempio, in cui una bambina orfana viene lasciata nella sua casa all'interno di un cortile e la adotta, tra virgolette, tutto il cortile nel catanese e l'hanno chiamata Orazia Anoscia, era la loro figlia, no? Non solo. Io che avevo questo problema, diciamo così, di che cosa definisce una madre, negli anni 90, nei primi anni 90 organizzai un bellissimo convegno internazionale. Mia figlia dice che faccio sempre un convegno internazionale quando io ho un problema da risolvere. In questo caso era proprio così, perché il convegno si chiamava Madri, punto, storia di un ruolo sociale, perché volevo spiegare che la donna, la maternità non è una cosa biologica, ma è per l'appunto un ruolo che la società, e che la donna, diciamo così, si prende, no? Contro il destino, diciamo, della cosa. E lì venne un'antropologa inglese che ci spiegò che nel 92 era stata definita sindrome delle madri vergini, la malattia sindrome che portava tante donne lesbiche a farsi sverginare chirurgicamente per poter poi praticare l'inseminazione artificiale, cioè non volevano essere sverginate attraverso un naturale, diciamo così, rapporto sessuale, ma utilizzando, tanto che i medici sembrano matte e appunto la definirono sindrome. Ci fu un'altra che ci spiegò che una delle forme di famiglia che lei aveva studiato, questa era un'antropologa, era una famiglia in cui il rapporto familiare era costituito dal fratello e dalla sorella, che non avevano rapporti sessuali tra di loro perché c'era un'altra persona, diciamo, che aveva la funzione di generativa, eccetera, eccetera. Cioè scoprimmo che c'erano migliaia di maniere in cui le persone si mettono insieme al fine della riproduzione umana, no? Ora queste cose ci sono un sacco di libri. Ce n'è uno che un antropologo che si chiama Francesco Remotti ha chiamato Contronatura, perché non c'è una famiglia naturale, e lo spiega in una maniera lampante. Non solo, il sottotitolo di questo libro è appunto Una lettera al Papa. Lui si rivolge al Papa per dire: Sua Santità, quando lei dice questo sbaglia tutto.
E questa lettera al Papa, che purtroppo non so se il Papa ha letto, si concludeva con il fatto che la famiglia, come noi la nostra, come dire, questa società in cui viviamo immagina, quella nucleare fatta da un uomo e una donna, è la più fragile dal punto di vista genetico, è quella che infatti sta sparendo se noi guardiamo le statistiche demografiche in Italia. Questa naturalità della famiglia ha degli alleati potentissimi, che sono la religione, che questa, i fatti nostri, facciamoci per adesso i fatti nostri, no? che questo tipo di famiglia la iscrive teologicamente nella Genesi, maschio e femmina li creò. No? E poi che dice che questa famiglia è quella a cui è affidata, è l'unica a cui è affidato legittimamente il destino riproduttivo, diciamo. Quindi c'ha questa famiglia ha come alleata la religione, ha come alleata la medicina, ma di questo non ne parliamo, ha come alleato il diritto. Perché quello che hai evocato tu hai detto filiazione e nome, cioè queste cose sono definite dal diritto, dalle leggi, da un sistema giurisprudenziale per cui poi si dà ragione, diciamo così, a chi queste cose ha intestato, no? E sono intestatari, come dire, i capi della famiglia, gli uomini sono quelli e le donne che stanno cercando di ottenere da un certo punto in poi di poter partecipare in qualche modo a queste cose. Quindi io penso che voi stiate facendo una battaglia antipatriarcale, perché andate a colpire tutte queste cose, diciamo così, no? Le andate a tutti a colpire con le vostre esperienze, no? Il diritto, la religione, anche se la psicanalisi, esattamente, no? Quindi siete in questo momento la più pericolosa, gioiosa macchina da guerra che stia camminando oggi in Italia. E facendo questa battaglia fate una battaglia per i diritti, che sono appunto diritti di tutti. Io ho paura per i miei, diciamo così, anche se posso non avere questo stesso problema in questo momento, ma ho paura per i miei, ho paura per quelli dei miei figli, di mia figlia in particolare, eccetera, eccetera. E voi, non so, forse sempre Chiara si chiedeva, esiste una buona ragione per negare i diritti? Sì, le cose come e si chiama dittatura. Io non so perché quando sento la parola gioiosa macchina della guerra, ma ho un brivido, vedo la disfatta totale, perché mi viene davanti Occhetto, scusi, ho avuto... No, era una battuta proprio così. Io concludo soltanto dicendo, io spero di vivere fino al giorno in cui noi potremmo festeggiare la chiusura di Famiglia Arcobaleno, perché significa che non avremo più bisogno. Quindi si parte come collegamento la dichiarazione falsa che avete firmato per dichiarare vostra figlia. Quella dichiarazione di nascita basata su dichiarazioni false non mi andò giù per anni. Ce ne vollero altri 14, più 7 cause, una in Francia e 6 in Italia, oltre al sostegno dell'avvocato Schuster, esperto in diritto internazionale, per ottenere finalmente che entrambi i nostri figli fossero iscritti all'anagrafe nazionale come nati da Giuseppina e Raffaele. 14 anni di visibilità e di battaglie e la fortuna di essere anche cittadine francesi per ottenere la trascrizione dei nuovi atti di nascita dei nostri figli, rilasciati dopo la richiesta di adozione piena fatta in Francia dopo il nostro matrimonio. Per arrivarci però c'erano voluti anni di lavoro, di visibilità, un'associazione nazionale, decine di convegni, articoli, interviste, incontri, discussioni, inviti su canali TV, discussioni infinite sui social media, gente da convincere senza sosta, trenine ai Pride, cause, testimonianze, riunioni, incontri con i gruppi legali, con politici, giornalisti, psicologi, sociologi, psichiatri, treni, aerei da prendere, stazioni e aeroporti freddi e bollenti, chilometri macinati in pullman e in macchine, da solo in
famiglia, riunioni Skype ogni settimana, migliaia di mail scambiate, risate e pianti, stress e paure, rabbia, rospingoiati, altri ancora fermi nella gola, insulti letti su Facebook e scritti da imbecilli anonimi o da persone con tanto di nome e cognome, così convinti che era giusto lottare per negare tutele ai nostri figli a nome del diritto naturale, della sacra famiglia, della religione, del buonsenso, della responsabilità verso i poveri figli che hanno diritto ad avere una mamma ed un papà, dei maschi che devono giocare a calcio e delle femmine che devono giocare con le bambole, nottate a sorbirsi stupidaggini sul gender, sulla necessità di avere genitori di sesso diverso, sono guai ai danni psicologici per questi poveri bambini che sarebbero finiti in manicomi o nei reparti psichiatrici e noi, mostri, che rubavamo il futuro di questi bimbi. Eravamo ladri di vita. Compravamo i nostri figli come se fossero merce sui banconi del supermercato. Quante ne abbiamo sentite e lette e ne sentiamo ancora. Le nostre pagine 40. Sto numero? È incredibile, che vi siete soffermati tutti e due, è incredibile. Bene. Grazie sì, è un bel riassunto del nostro lavoro. È un bel riassunto del nostro lavoro. Però io comunque sono ottimista, malgrado la legge Varchi, perché quello che è stato fatto è fatto, nessuno lo fermerà. Ovviamente c'è un po' di preoccupazioni, non tanto per i padri che già hanno i bambini, ma per quelli che vorrebbero avere dei figli e che si sentono ovviamente in questo momento in grande, come dire, devono aspettare, devono avere un po' Avremo di pazienza. una cavia purtroppo, sì. Ci sarà una cavia e da lì si capirà. Sì, io penso che i tempi, cioè le cose cambieranno e io sono ottimista perché è la vita e nessuno la può fermare, è il nostro desiderio, nessuno lo può fermare e dunque in un modo o nell'altro riusciremo a stare sereni tutti quanti insieme. Grazie, ci vediamo presto perché il nostro impegno, l'impegno dell'istituto e di questa comunità, come ci siamo dette ripetutamente, continua. È stato trovato un cellulare. Di chi è? Lo espone? Era una spia. Un Trojan, come si chiamano? Grazie di nuovo, a presto.